È diventato ormai un appuntamento molto atteso per studiosi e appassionati del territorio testino l'incontro annuale a Villa Benvenuti ad Este organizzato da Scout Este Onlus in ricordo del professor Aldo Luigi Prosdocimi, studioso, docente di lingue e civiltà dell'Italia antica e figura di riferimento nei processi di comparazione e ricostruzione storica, in particolare di questo territorio. Noi siamo contenti di poterlo ricordare ogni anno con degli incontri che hanno l'intento di evidenziare qual è l'evoluzione di questo territorio, cogliere i punti salienti della sua storia sia umana che naturalistica. L'appuntamento di quest'anno è dedicato in particolar modo all'archeologia e alle tracce del rapporto tra città e territorio nei tempi antichi e in particolar modo nell'epoca pre-romana. Nel primo intervento l'archeologo Luca Zaghetto, attraverso lo studio delle immagini della situla Benvenuti di Este e quella della Certosa, ha raccontato del rito che veniva celebrato annualmente per ribadire quali erano i confini della città, ma anche per esercitare un controllo rispetto alle risorse disponibili, in particolare dei cereali. Le tre archeologhe, Fiorenza Bortolami, Carla Pirazzini e Mariangela Ruta, hanno illustrato invece qual è la frontiera più avanzata sullo sviluppo delle conoscenze in ambito archeologico in Este. Abbiamo avuto modo di conoscere quelli che sono i risultati più recenti e anzi addirittura ancora in corso degli scavi che sono stati effettuati a seguito anche di archeologia preventiva e quindi in occasione di lavori che richiedevano però un sopralluogo archeologico. Ecco, questi scavi ci hanno permesso di conoscere molti elementi della città pre-romana e in particolar modo di individuare quello che era un tracciato regolare di strade che sembra, bisognerà ancora evidentemente approfondire gli studi, sembra disegnare una città già ben conformata. Gli scavi hanno anche restituito quello che è una conoscenza che già avevamo, ma che ci è stata confermata, dell'apertura di orizzonti fino ad Adria, fino al mondo etrusco e poi anche al mondo greco della Este pre-romana. Interessante lo studio esposto da Mariangela Ruta sui reperti delle pire funerarie della Este antica. Infatti, attraverso l'analisi delle ceneri si sono potute ricavare preziose informazioni sulla vegetazione presente nell'area. Il paleoambiente in cui gli abitanti di Este vivevano e da cui traevano le risorse fondamentali per la vita. A conclusione della serata, il presidente di Scout Este Onlus, l'ingegner Gianni Migliorin, ha svelato un ritrovamento non archeologico di epoca molto più recente, ma comunque in qualche modo storico: il papiro di laurea proprio del professor Aldo Luigi Prosdocimi.